Ieri ho parlato con i familiari dei dispersi e avendo noi un paziente non noto, sconosciuto, in terapia intensiva a Treviso, ho approfittato nel chiedere delle foto di particolari anatomici in maniera tale che ci fosse quantomeno un riconoscimento. E questo è avvenuto e questa mattina questo paziente ha un nome e cognome, ma soprattutto ha due genitori che l'hanno ritrovato. Davide Carnielli, 30 anni, appassionato di montagna e bicicletta, consigliere del comune di Fornace alle porte di Trento, è il giovane escursionista elitrasportato nel pomeriggio di domenica all'ospedale Cafoncello di Treviso in gravissime condizioni e senza documenti. È rimasto fino a questa mattina senza nome. Dato per disperso, Davide è stato riconosciuto dai genitori che ora gli sono accanto. La sua foto dalla vetta con la frase "discesa dal ghiacciaio, sani e salvi anche sto giro", postata pochi minuti prima del crollo, aveva fatto il giro del web nelle ore seguenti al disastro. Il trentenne era l'ultimo della sua cordata, gli altri membri erano stati soccorsi, di lui più nessuna traccia. Il giovane, che lavora nel negozio di ferramenta di famiglia a Pergine Valsugana, è stabile, ma le sue condizioni sono tuttora molto serie. Era arrivato al Cafoncello con un edema cerebrale e lesioni agli organi interni, ma che Davide sia vivo viene salutato dalla sua comunità come un miracolo. La sua situazione viene monitorata ora dopo ora, gli sforzi continuano nei reparti d'ospedale, così come sullo scenario della tragedia. Dobbiamo garantire ai familiari che abbiamo dato disposizione di fare ricerche il più possibile, ovviamente rispettando tutto quello che sono le regole della sicurezza, e si va avanti ad oltranza cercando fino in fondo questi dispersi, nella speranza magari di avere la fortuna di trovarli ancora in vita.